L'unico modulo di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio. Un concerto scandito dalla magia di una carriera, quella di una cantautrice di grandi successi e la simpatia innata della verve tutta siciliana. 3 chitarre per lei, un violino e un contrabbasso, un gioco di luci. Nei lunghi sconfinati inverni, nulletti gelidi. Carmen Consoli incanta Agrigento ed il Teatro Pirandello, tappa del tour Eco di Sirene. Abbiamo deciso di chiamare questo tour Eco di Sirene attribuendo al significato di sirena una doppia accezione. La prima, che siamo 3 femmine sul palco, ma la sirena è anche un segnale di pericolo imminente, nel peggiore dei casi un segnale di guerra. Quando ho scritto questa canzone 20 anni fa avevamo alle porte la guerra dei Balcani, oggi imperversa la guerra in Libia, in Siria, ahimè. Insomma, la guerra sembra essere un trend che non passa mai di moda. La diversità ci arricchisce, questo credo sia un dato di fatto, almeno noi siciliani di questo nel DNA ne abbiamo abbastanza. Più di 2 ore di musica, quella degli esordi e di nuovi successi, dediche all'artista licatese Rosa Ballistreri, al figlio ed al padre. Insomma, avendo il colesterolo molto alto, mio padre mangiava arancini, cipolline, pizzette, insomma tutti accessori di tavola calda che una tantum fanno bene, ma ogni tanto possono causare qualche disagio, insomma. E io vengo da San Giovanni la Punta, un paesino alle pendici dell'Etna. Si narra che la lava si fosse fermata a Punta. E al San Giovanni a Punta c'è un bar bellissimo, si chiama Bar della Regione con 2 G, non vi potete sbagliare se siete alla via principale, Bar della Regione con 2 G perché rafforza il concetto regionale, no? Mio padre, come ogni mattina, va là e chiede l'arancino o l'arancina, come si vuole dire, insomma, come si voglia dire, c'è un gender problem su arancino e arancina in Sicilia, però insomma la cosa è una polpetta di riso con dentro un po' di ragù, un po' di verdura, alla fine ci sono magari i piselli dentro, alla fine è alcalino. E la signora Sara gli dice no. La signora Consoli mi ha detto no, signor Consoli, così. Se vuole al limite ci abbiamo una bella Macedonia con la frutta di stagione. L'avesse insultato, gli avesse detto qualsiasi cosa, io non lo so. Mio padre si fece serio e le disse: signora, meglio vivere un giorno di leoni che 100 giorni di pecora. E lo sa che cosa ci dico? Io mammo questo bello arancino o arancina, come si voglia dire, e poi quando moro ci mando una cartolina, ma ci mando copia Ciri. Un'emozione dietro l'altra, smorzata dai toni leggiadri e sicuramente poco formali, quelli ad esempio con cui ringrazia il pubblico. Non ho necessità di scrivere dei singolini per le radio per sopravvivere. Mi spiego, io gestisco anche case vacanze, faccio check-in, check-out, questo è il mio travaglio principale. Però, quando voglio scrivere la mia musica lo faccio perché sento di farlo, ovviamente. E trovo dei pazzi scatenati che mi vengono a vedere pure. E quindi io voglio ringraziarvi perché mi permettete di essere libera. Alla fine, dopo il bis, il pubblico si è alzato in piedi per applaudire una delle artiste più complete di sempre. Oggi furiai, sciade, perché non ci siamo incontrati, vero? Qualcuno mi ha incontrato, sì, no? Mi sono fatta un po' di shopping. Ci siamo azzeccati anche in una vaneggia con una macchina un po' grande, non riuscivamo a uscire. Però dei signori molto gentili: signorino, l'aiuto io a fare questa marcia indietro, non si preoccupi, qua siamo abituati a queste stradine di 1,5 metri per 1,5 metri, non si preoccupi. Va bene, bellissime, molto affascinante la vostra Agrigento. E oggi me ne sono impossessata un po'. Porterò a casa un pezzo di pietra di tufo. Grazie!